un grande spazio abbandonato da tempo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Si trova in centro, in via Giovanni Chiassi. È grande, 1329 metri quadrati. All'interno si trova ancora una parte degli arredi degli anni '80. Le pareti riflettenti, la postazione mixer in alto. Era una discoteca, una delle più famose del nord Italia. Si chiamava Melamara. Immaginatela in una domenica pomeriggio del 1984. Allora, le feste in discoteca della domenica pomeriggio erano una consuetudine. Immaginate le luci stroboscopiche e uno dei DJ più famosi di quegli anni, Rudy Franceschi. Suonava soprattutto afro e funky, ma il 1984 è l'anno in cui in discoteca si balla anche Relax dei Frankie Goes to Hollywood, Big in Japan degli Alphaville, Dancehall Days dei One Chun. Quel giorno, il giorno di cui parliamo, il 4 marzo 1984, al Melamara c'è la festa di Carnevale. A metà pomeriggio dentro il locale ci sono 400-500 ragazzi. Ci sono quelli vestiti da Dracula, da strega. Gli scheletri abbondano. C'è qualcuno vestito da mummia. Alcuni hanno solo una mascherina sul viso. E poi ci sono due Pierrot. Hanno pantaloni bianchi, ampie camicie bianche con grandi bottoni neri, cuffie nere in testa e la lacrima nera che scende disegnata sotto l'occhio. Sono alti più o meno uguali. Uno è più magro, dalla cuffia escono capelli biondi. L'altro è più robusto, ha i capelli castani. Uno dei due si è messo in fila, ha pagato il biglietto ed è entrato in discoteca. Una volta dentro ha girato un po' per la sala. Poi ha aperto la porta di sicurezza e ha fatto entrare l'amico. Il secondo Pierrot ha portato dentro 2 borsoni, di quelli di tela, morbidi. Poi 2 si sono seduti sulle poltroncine, ai lati della pista. Uno si è anche alzato, ha ballato un po', è tornato a sedersi. Poi a un certo punto hanno tirato fuori dalla tasca un coltello ciascuno. Hanno tagliato il fondo delle borse. Uno dei Pierrot è andato in una direzione, l'altro dalla parte opposta. Nei borsoni c'erano 2 taniche colme di benzina. Erano state tagliate anche quelle. I 2 Pierrot hanno iniziato a spargere la benzina per il locale. Sapevano come fare. L'avevano già fatto. Altrove, poco tempo prima. In Italia e all'estero. Questa è una storia iniziata sui banchi di un liceo, il Girolamo Fracastoro di Verona. È la storia di 2 ragazzi che parlavano di filosofia, di Kant, di Kierkegaard, di Heidegger. Ma è una storia anche di coltelli, di martelli, di roghi, di un'amicizia esclusiva e malata, di una fuga iniziata in bicicletta e finita su un'isola greca, di arresti sbagliati e di indagini che in molti ancora oggi giudicano troppo sbrigative. È la storia del disturbo psicotico condiviso, conosciuto meglio come follia 2. È una storia scritta con caratteri runici e firmata da una sigla che nessuno ha mai capito che cosa significasse in realtà. È la storia di tante vittime e di 2 ragazzi che forse, però, erano più di 2. Si facevano chiamare Ludwig. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società,
e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Quel pomeriggio al Melamara, poco dopo le 16:30, qualcuno corre alla postazione del DJ. Dice: «C'è puzza di benzina, facciamo uscire tutti». DJ Franceschi abbassa la musica. Spiega: «Ragazzi, c'è un problema, bisogna lasciare la discoteca. Facciamolo con calma, ma in fretta». Intanto uno dei due Pierrot è stato fermato dai buttafuori. L'altro ha continuato a spargere benzina. Ha fatto roteare il borsone sempre più forte, lanciando la benzina sui ragazzi intorno. Poi ha acceso un fiammifero e l'ha fatto cadere sulla moquette. Una fiammella leggera si è subito spenta. Allora il ragazzo si è chinato, ha tirato fuori un accendino. C'è stata un'altra fiammata, ma niente di più. Poco più di un anno prima, il 13 febbraio 1983, a Torino, c'era stato l'incendio del Cinema Statuto. Morirono 64 persone. Stavano guardando il film La Capra, con Gérard Depardieu. Fu un cortocircuito a provocare l'incendio. Le leggi sulla sicurezza nei locali pubblici erano allora antiquate e inadeguate. Non erano obbligatorie, per esempio, le uscite di sicurezza con i maniglioni antipanico. Anche le regole sui materiali da utilizzare per i tendaggi, le moquette, i rivestimenti delle poltrone erano ambigue, poco precise. Dopo l'incendio dello Statuto ci furono controlli in tutta Italia. Molti locali chiusero, alcuni temporaneamente, altri per sempre. Tutti si dovettero adeguare. Al Melamara la moquette era stata cambiata da poco. Era ignifuga, non prese fuoco. Il secondo Pierrot tenta di scappare. Dà fuoco alla tanica e la getta. Una ragazza corre fuori con i vestiti che bruciano. Anche il secondo ragazzo viene fermato. Arrivano i carabinieri. Qualcuno tenta di aggredire i due Pierrot. Ecco cosa ricordò, anni dopo, alla trasmissione Telefono Giallo condotta da Corrado Augias, uno dei proprietari del Melamara. All'interno locale c'erano circa 400 persone quando ad un tratto avvertimmo un forte odore di benzina, molto, molto intenso. In quel periodo avevo sostenuto un corso di vigili del fuoco e sapevo che la benzina è molto pericolosa in un locale perché già i vapori di per sé fanno combustione. Mi sono un po' allarmato, ho avvisato la gente del personale, il personale addetto di stare attenti e qualcheduno già iniziava a girare con in mano gli estintori. Avvisata la gente, sono sceso dalla regia e in mezzo al buio ho visto una fiammella, un bagliore, un piccolo bagliore. Arrivato a un certo punto fra gli spintoni e la gente, perché poi la gente si è un po' agitata, fra gli spintoni così si è rotto il manico di questa borsa, la borsa si è rovesciata per terra e fuori uscito del liquido e si è alzata una grande fiammata, praticamente il locale si è illuminato a giorno, proprio dal buio che c'era si è illuminato a giorno. I carabinieri che in quel momento lì stavano transitando e hanno visto tutto il trambusto, insomma si sono interessati per l'accaduto, insomma cosa stava succedendo, che tutta la gente correva fuori, addirittura è uscito un ragazzo con le fiamme. Già gli altri, gli addetti al personale con gli estintori cercavano di spegnere queste fiamme, però è molto difficile, cioè non si riusciva a spegnere con gli estintori. Sono riuscito ad entrare nel locale con l'estintore e con la forza dell'acqua siamo riusciti a spingere fuori quella tanica, quella borsa lì contenente quel liquido lì e siamo riusciti insomma ad evitare il peggio all'interno del locale. Mentre io ero intento a spegnere l'incendio e portare fuori la borsina così, so che all'ingresso c'è stata una colluttazione con un ragazzo che poi si è rivelato Abel. È una scena assurda quella che si vede fuori dalla discoteca. Due ragazzi, vestiti da Pierrot, immobilizzati dai carabinieri e attorno altri ragazzi, tutti travestiti, che urlano, lanciano oggetti, tentano di aggredirli. I due Pierrot sembrano calmi. Uno dice: «Ma dai, era uno scherzo, volevamo vedere come reagiva la gente». L'altro addirittura spiega: «Non avete capito nulla, la benzina serviva per la Vespa. L'abbiamo lasciata a qualche chilometro da qui».
Li portano in caserma, li identificano. Si chiamano Marco Furlan e Wolfgang Abel. Hanno 24 anni, vivono a Verona. Sono diventati molto amici frequentando il liceo scientifico Fracastoro, in via Moschini. I giornali poi scriveranno che sono figli della Verona Bene, qualunque cosa voglia dire. Abel, detto Wolfi, è nato a Monaco di Baviera. Il padre è dirigente di un'importante compagnia di assicurazione tedesca. È il capo della filiale italiana. Furlan è figlio del primario del reparto grandi ustionati dell'ospedale di Borgo Trento. Entrambe le madri sono a casa, si occupano della famiglia. Interrogati, sia Abel sia Furlan dicono che quel giorno sono arrivati in Vespa, una PX bianca intestata a Furlan, ma che prima era di Abel. Sono arrivati a Castiglione delle Stiviere, poi sono andati a Carpenedolo, in provincia di Brescia. Lì hanno lasciato la Vespa, l'hanno legata a un palo. Poi, secondo il loro racconto, sono andati a piedi fino al Melamara, portando le 2 borse con dentro le taniche già riempite. Arrivati vicino alla discoteca, si sono cambiati e vestiti da Pierrot. Sono 4 chilometri di strada. È una storia che non convince e che ha spinto molti a pensare che in realtà qualcuno abbia accompagnato i 2 ragazzi fino al Melamara. E poi perché sono andati a Carpenedolo a lasciare la Vespa? Loro a questa domanda non rispondono. Abel e Furlan vengono portati nella casa circondariale di Mantova, in via Poma. Continuano a dire che non volevano davvero bruciare la discoteca, che non avevano intenzione di fare del male a nessuno. È stata solo una fiammella, ripetono. Abel, però, qualcosa in più dice. Era nostra intenzione spaventare la gente. Volevamo rovinargli la festa, volevamo fare uno scherzo. Che la gente corresse via, fare uno scherzo così. Io volevo dare fuoco alla discoteca, ma non so perché. L'unico motivo è quello perché ho qualcosa contro le discoteche, soprattutto per il tipo di gente che le frequenta, per l'ambiente e per il tipo di persone che ci vanno. Mi riesce intollerabile pensare che nelle discoteche si rechino tanti giovani. È un luogo che rende vittime le persone che le frequentano, inducendo svaghi insulsi che ripugnano. È assurdo che nei paesi si pensi solo alla discoteca, che i ciclomotori rechino gli adesivi delle discoteche, che così tutta la gioventù venga traviata dall'esistenza di questo tipo di locali. Volevamo bruciare il locale, ma escludo di aver voluto fare una strage, giacché la mia intenzione era quella di salvare le persone dalla nefasta influenza delle discoteche. Il mio intendimento, per quanto simbolico, era quello di distruggere e bruciare la discoteca come luogo di perdizione e strumentalizzazione di tanti giovani, come luogo di diffusione imponente di stupefacenti. Qualcuno, in procura a Mantova, ricorda che 10 mesi prima, a Milano, è accaduto qualcosa di simile a ciò che sarebbe potuto accadere al Melamara e che qualcosa di analogo è accaduto da poco anche a Monaco di Baviera. E poi ci sono alcuni fatti di sangue, omicidi inspiegabili, commessi da chi farnetica contro tossicodipendenti, prostitute, religiosi, omosessuali e anche contro chi va in discoteca. Quei fatti di sangue, quei delitti, sono iniziati a Verona nel 1977. Bisogna quindi tornarci al 1977, a 7 anni prima del pomeriggio del Melamara. Bisogna andare in una strada di Verona, via Taormina, nel quartiere di Borgo Nuovo. È il 25 agosto, le 4 del mattino. C'è un uomo in quella strada che vive in un'auto, una Fiat 126. Si chiama Guerrino Spinelli, ha 39 anni, non ha una casa. Pochi metri distante, anche la moglie, Carolina Morello, vive in un'auto. Mentre Guerrino Spinelli sta dormendo, qualcuno apre la portiera della 126 e getta nell'auto 2 bottiglie Molotov. L'uomo si lancia fuori dalla macchina, ma i suoi vestiti bruciano. Brucia anche lui. Muore pochi giorni dopo, il 2 settembre, alle 10:55, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Borgo Trento. La moglie, interrogata dalla polizia, dice di aver visto 3 persone fuggire, ma non è sicura.
Passa più di un anno. Martedì 19 dicembre 1978. Padova. Una guardia giurata, in giro di perlustrazione in sella a un motorino, sta passando in via Ariosto, non lontano da Piazzale della Stanga. Vede 2 persone che si stanno allontanando in fretta. Poi vede un Alfa Romeo Giulia 1300, rossa, ferma, con la freccia a sinistra lampeggiante, la portiera aperta. La guardia giurata si avvicina. Riverso, sul volante, c'è un uomo. Ha un coltello conficcato nella schiena e un altro alla base del collo. Si chiamava Luciano Stefanato. Lavorava come cameriere all'Hotel Eden di Abano Terme. La guardia giurata dice alla polizia di aver visto allontanarsi 2 ragazzi, sui 18-20 anni. I giorni successivi i giornali parleranno di un omicidio maturato in ambienti omosessuali. L'autopsia dice che le coltellate sono state 30 prima che le lame venissero lasciate definitivamente conficcate nella schiena e alla base del collo dell'uomo, e che a colpirlo sono state 2 persone. La procura di Padova indaga però un uomo solo, Giuliano Macchion, un 26enne di Padova. Alcuni testimoni lo hanno visto parlare quella sera con Stefanato, dalle parti della Stanga, non lontano da via Ariosto. Dopo 2 anni, la sua posizione verrà archiviata. Un anno ancora, 12 dicembre 1979, Venezia, attorno a mezzanotte. Una donna che abita in Sestiere Santa Croce sente delle urla. Qualcuno grida bastardi. Sente dei colpi. Qualcuno corre. Si affaccia alla finestra. Vede 2 persone che inseguono un ragazzo che cerca di scappare, ma viene raggiunto e colpito. La donna pensa che lo stiano prendendo a pugni. Non sono pugni, sono coltellate. Alla fine il ragazzo cade a terra. Si chiamava Claudio Costa. Aveva 22 anni. Verrà descritto dai giornali come un tossicodipendente. In realtà, secondo gli amici, fumava hashish. Tutto qui. Lo hanno colpito con 7 coltellate alla schiena, 3 alla spalla sinistra, 5 al petto. La donna che ha assistito all'aggressione dice che a un certo punto uno dei 2 aggressori ha alzato gli occhi verso la sua finestra. Era alto più o meno 1,80 m. Aveva una giacca scura e i jeans. La polizia trova sul luogo dove è stato ucciso Claudio Costa un paio di occhiali simili a Ray-Ban, con lenti Zeiss Umbramatic, sporchi di sangue. L'aggressione a Costa è iniziata in campo dei tedeschi, poi il ragazzo è fuggito. I 2 assassini l'hanno inseguito. Vengono indagati 2 ragazzi, 2 persone che avevano trascorso qualche ora quel giorno con Claudio Costa. Si chiamano Gianna Zanata e Salvatore Sedda. Prima, spaventati, negano di aver visto il ragazzo, poi ammettono che sì, lo hanno incontrato, ma poi si erano separati. Intanto i genitori di Costa dicono che quegli occhiali, quelli trovati nel luogo dell'omicidio, non sono di Claudio. Non sono nemmeno dei 2 ragazzi indagati. Le ricerche della polizia, tra i negozi veneti, portano a scoprire che quegli occhiali sono stati acquistati, quasi certamente, in un negozio di Verona, lo studio Visione Rigattieri. Nel 1982 Gianna Zanata e Salvatore Sedda vengono processati e assolti per non aver commesso il fatto. Intanto però, nel novembre del 1980, era arrivata la prima lettera, la prima di molte. Arriva a Mestre, alla redazione del quotidiano Il Gazzettino. La busta è stata spedita da Bologna il 4 novembre. In alto c'è il disegno di un'aquila su una svastica, un simbolo nazista. Sul foglio le parole sono state scritte in stampatello, con lettere che richiamano l'alfabeto runico, il sistema di scrittura delle antiche popolazioni germaniche. Sul foglio è scritto: l'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni: Guerrino Spinelli, Verona, agosto 77. Luciano Stefanato, Padova, dicembre 78. Claudio Costa, Venezia, dicembre 79. Come prova dell'autenticità di questa rivendicazione,
riportiamo alcuni particolari riguardanti gli attentati che non sono di dominio pubblico. Nel primo si è fatto uso di 4 bottiglie Molotov, non 2, come riportano i giornali, confezionate con fiaschi da 2 litri, di cui 2 sono state lanciate dentro la macchina e 2 fuori. Nel secondo sono stati usati coltelli con il manico in plastica e di colore rosso-arancione. Per quel che riguarda il terzo, sono stati usati 2 coltelli da cucina col manico di plastica bianca, che sono stati gettati sotto il ponticello, vicino al quale è stata colpita la prima volta la vittima, morta nello stesso vicolo, dopo altre 2 colluttazioni. Gott mit uns significa Dio è con noi, in tedesco. Gott mit uns era il motto dell'Ordine dei Fratelli della Casa di Santa Maria in Gerusalemme, conosciuto come Ordine Teutonico, un antico ordine fondato da alcuni tedeschi in Terra Santa, all'epoca della Terza Crociata, quasi 900 anni fa. Poi quel motto comparve anche sulle fibbie dei cinturoni della Wehrmacht, l'esercito tedesco, durante la Seconda Guerra Mondiale. È una rivendicazione attendibile? Ci sono molti dubbi, anche perché è arrivata 3 anni dopo il primo omicidio. Nessuno, comunque, fino ad allora aveva collegato i 3 delitti di Verona, Padova e Venezia. Però è vero, contro l'auto di Guerino Spinelli sono state lanciate 4 Molotov e i coltelli usati per uccidere Stefanato avevano il manico rosso e arancione. Invece, le ricerche fatte sotto al ponticello di Venezia, dove secondo la lettera sarebbero stati gettati i coltelli usati per uccidere Claudio Costa, non danno nessun risultato. Non viene trovato nulla. Ma perché Ludwig? Se lo chiederanno a lungo investigatori, giornalisti, sociologi. Qualcuno penserà a Re Ludwig di Baviera, il mecenate di Richard Wagner, che fece costruire il castello di Neuschwanstein, quello del logo della Disney. Altri accostano quella sigla a Otto Ludwig, autore dell'opera I Maccabei, che prendendo spunto dall'omonimo libro della Bibbia, racconta la storia di un movimento ebreo che nel II secolo a.C. si ribellò contro il re Antioco IV. Maccabei, in aramaico, significa i martellatori. E i martelli avranno purtroppo un ruolo in questa storia. Ma qualcun altro penserà di aver capito il perché di quella sigla, Ludwig, quando verrà trovato nella libreria di un indagato un libro di Ignazio Silone, L'avventura di un povero cristiano. Uno dei protagonisti è fra Ludovico, Ludwig, appunto. Quel libro è stato trovato a casa di Wolfgang Abel. Lo scrittore Valerio Evangelisti disse che l'origine del nome poteva essere il richiamo al filosofo tedesco Ludwig Klages, perseguitato dal nazismo ma anche convinto antisemita, riferimento, ai primi del Novecento, di un movimento che univa antirazionalismo, antipolitica, antiscientismo, neoromanticismo, filosofie orientali, misticismo della natura, esaltazione del ritorno alla terra. Ora va fatto un altro salto in avanti per tornare al 1984, ai giorni successivi al tentato rogo della discoteca Melamara, per conoscere meglio Wolfgang Abel e Marco Furlan. Sono in carcere a Mantova. Il loro arresto è stato convalidato da quello che si chiamava allora Tribunale della Libertà e oggi è il Tribunale del Riesame. Ha il compito di esaminare le ordinanze di custodia cautelare. Può annullare, confermare o riformare l'ordinanza. I 2 ragazzi, interrogati in carcere, continuano a dire che la loro è stata una ragazzata. Solo una ragazzata. Una fiammella, specifica Abel. Wolfgang Abel è nato a Monaco di Baviera il 25 marzo 1959. Quando aveva 5 anni, la famiglia si è trasferita sulle colline della Valpolicella, a Montericco di Negrar. Suo padre, Gerhard, ha avuto l'incarico di gestire la compagnia di assicurazione tedesca Arag in Italia. La madre, Joanna, è casalinga. Wolfgang ha 2 fratelli, Robert, più grande, e Sabine, che muore a 6 anni, nel 1974.
Alla polizia, Robert Abel parlò così del fratello, al passato remoto, come se la sua storia, con Wolfgang, fosse una cosa lontana, irrecuperabile. Mio fratello fu un ragazzo molto vivace ed estroverso fino all'età di circa 14 anni. Un mutamento molto profondo egli subì nei primi anni della scuola superiore. Ritengo che ciò sia dipeso da una drammatica esperienza da lui fatta nel 1974, allorché tra le sue braccia morì nostra sorella Sabine, di 6 anni. Ciò nel breve volgere di alcune ore. Da allora il comportamento di Wolfgang cambiò radicalmente. Divenne introverso, taciturno. Ricordo che dipinse di nero tutti i mobili della sua camera. Appese al muro 3 crocifissi di legno, anch'essi neri. Raffigurò un sarcofago sulla cassapanca della sua stanza. Prese a interessarsi di filosofia. Posso dire di aver cessato di avere rapporti con Wolfgang proprio in quell'epoca, al punto che per me, mio fratello, è addirittura uno sconosciuto. Marco Furlan è nato a Padova il 16 gennaio 1960. Abita nella zona di Borgo Trento, a Verona. Suo padre lavora all'ospedale. Sua madre Marcella è casalinga. Furlan ha 2 sorelle, Giovanna e Lucia. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo molto introverso, chiuso. Lui e Abel si ritrovano compagni di banco fin dal primo giorno al liceo scientifico. Legano subito, diventano amici. Solo loro 2. Non frequentano altri ragazzi. Studiano, sono bravi a scuola, soprattutto nelle materie scientifiche. Il pomeriggio Furlan passa a prendere Abel e vanno in giro. Negli anni del liceo, Wolfgang si è appassionato alla filosofia. Cita Søren Kierkegaard. Non importa tanto scegliere di volere il bene o il male, quanto di scegliere il fatto di volere. I compagni di classe lo chiamano Wolfgang der Fräser, il congelatore. Lui non se ne cura. Parla solo con Furlan. Loro 2 vivono come in una bolla, sempre soli. Ci si interrogerà a lungo negli anni successivi agli arresti su chi fosse nella coppia di amici a trainare l'altro, quale fosse la figura dominante. La risposta è sempre stata Abel. Era lui il più forte tra i 2. Monica Zornetta, autrice del libro Ludwig, storie di fuoco, sangue e follia, che ha seguito per molti anni la vicenda anche dopo la sua conclusione processuale, si è fatta un'idea diversa. Zornita spiega di aver ascoltato 2 persone che avevano avuto a che fare con Abel e Furlan in carcere. Erano 2 ex appartenenti alla mala del Brenta. Le spiegarono che in realtà la personalità più forte, dominante, era quella di Marco Furlan. Loro ricordavano che quando i 2 erano insieme, Wolfgang Abel non faceva nulla senza l'autorizzazione di Furlan. Abel, secondo i 2 loro compagni di carcere, era una persona molto taciturna e riservata ed era la personalità più fragile. All'esame di maturità, Abel e Furlan prendono 54 e 56. Speravano di avere il massimo dei voti, che allora era 60. Ma il membro interno della commissione, il professore di storia e filosofia, ha detto agli altri esaminatori che quei 2 ragazzi erano sì bravissimi, ma totalmente immaturi. Per questo ha proposto di abbassare loro il voto. Abel si iscrive all'Università a Padova, alla facoltà di matematica. Si laurea nel 1984 a pieni voti. Poi va a Monaco di Baviera per frequentare un corso della compagnia d'assicurazione di suo padre. Appena può, torna a Verona e si ritrova con Marco Furlan. L'amico si è iscritto anche lui a Padova, a medicina, poi ha cambiato, è passato a fisica. Continuano a essere sempre loro 2, sempre insieme. Spesso prendono la Vespa e vanno in giro, fuori Verona. Disse il padre di Abel. Mia moglie e io abbiamo anche tentato di separarli, ritenendo negativa l'influenza dell'amico che consideravamo di personalità dominante. Furlan veniva a casa nostra solo raramente, in genere si incontravano fuori. La loro amicizia era molto esclusiva, tanto che non mi sovviene qualche altro amico che Wolfgang frequentasse e non mi ricordo se al liceo frequentasse delle ragazze.
Parlavo molto raramente con mio figlio e quindi non so se fosse religioso. Di solito parlavo di filosofia e, discutendo, avevo modo di notare che la sua preferenza andava a Spinoza, a Hegel, a Kierkegaard. Dai fumetti che lui stesso disegnava mostrava una spiccata propensione per la necrofilia, perché batteva sul tema della morte, che talora la raffigurava in modo inquietante. Intendo fare riferimento anche ai crocefissi in legno che lui stesso ha scolpito e disegnato. Aspetti singolari di mio figlio sono dati anche da una produzione di fumetti con motivi funerei, ma questo ancora in giovane età, dipinti di crocefissi insanguinati, affermazioni di volontà suicida. Verso i 20 anni ebbe anche un periodo di spiccato interesse per la Bibbia, che leggeva in modo approfondito, pur non essendo mai stato particolarmente assiduo nelle funzioni religiose. In realtà da 2, per un breve periodo, erano diventati 4. Durante una passeggiata in centro a Verona, Furlan e Abel avevano conosciuto 2 ragazze, Daniela e Anita. La prima si legò per un certo periodo a Wolfgang. Chiamata come testimone dai magistrati che indagavano sul tentativo di rogo al Melamara, disse: Ho conosciuto Wolfgang e Marco nel 1975 o forse 1976, quando avevo 14 o 15 anni. Li ho incontrati per la prima volta mentre passeggiavo per il centro di Verona assieme a un'altra ragazza, Anita. Dopo quel casuale incontro allacciamo un rapporto di amicizia molto stretta, rispettivamente con Abel e Furlan. Abel mi colpiva allora per il suo atteggiamento tranquillo e il suo modo di parlare con un italiano pressoché perfetto, usando in maniera appropriata anche la terminologia più difficile. Lui e Furlan erano sempre insieme e pertanto ci vedevamo sempre assieme anche con la mia amica Anita. Mi ricordo che Abel, nei suoi discorsi, aveva come argomento comune il sesso inteso quale degradazione della società di allora, nel senso della prostituzione di donne magari già sposate. Mi ricordo che con lui non sono mai andata in discoteca o in un cinema a teatro o in altri luoghi di divertimento. La ragazza confidò anche che un giorno Abel e Furlan le avevano confidato di essere di estrema destra e di fare parte di un gruppo politico-religioso che si ritrovava in Via Stella, a Verona. I 2 ridendo dissero: «Devi scoprire tu di cosa si tratta». Daniela, con Anita, un giorno andò a vedere cosa c'era in Via Stella e scoprì che lì c'era la sede di un'organizzazione che si chiamava Guerriglieri di Cristo Re. Le uscite a 4, Marco, Wolfgang, Daniele e Anita, durarono abbastanza poco. Qualche anno dopo, verso il 1983, Anita incontrò di nuovo casualmente i 2 ragazzi. Ci uscì una domenica pomeriggio. Fecero una gita fuori Verona. Anche lei fu poi sentita dai magistrati. Disse che Wolfgang e Marco le erano sembrati cambiati. Ho incontrato nuovamente Abel e Furlan a distanza di qualche anno, nel 1983. Fu organizzata una gita, io e mia sorella con loro 2. Andammo nel vicino paese di Avesa. Ho potuto constatare che Wolfgang era diventato più menefreghista, mentre Marco aveva assunto un comportamento e una dialettica molto volgari, tanto che io me ne sono meravigliata, in quanto a me piaceva soprattutto perché aveva un comportamento sempre corretto ed educato, e non l'avevo mai conosciuto sotto questo aspetto. Dal mio punto di vista, i 2, pur essendo molto intelligenti, dovevano avere molti complessi di ordine psicologico-sessuale. Sempre dal mio punto di vista non si comportavano da questo lato come i ragazzi loro coetanei. Il 13 marzo 1984, l'agenzia di stampa ANSA dà questa notizia. Importanti novità nelle indagini sulle attività criminose del gruppo Ludwig sarebbero emerse stamane a Verona, nel corso di un vertice, al quale hanno partecipato ufficiali dei carabinieri delle città di Milano, Trento, Padova, Vicenza, Venezia, Verona, Mantova. Al termine della riunione è stato infatti comunicato che elementi in possesso dell'arma dei carabinieri, soprattutto a seguito dell'arresto dei 2 giovani che avevano tentato di incendiare la discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere, porterebbero a far piena luce sui gravissimi episodi criminosi commessi dal gruppo Ludwig,
sia in Italia sia all'estero. I carabinieri sono convinti di aver preso Ludwig e che Ludwig siano Wolfgang Abele e Marco Furlan, autori degli omicidi di Guerrino Spinelli, di Luciano Stefanato, di Claudio Costa e di molti altri delitti. Ludwig, infatti, non si era fermato dopo aver ucciso a Venezia nella notte del 12 dicembre 1979. Un anno dopo l'accoltellamento di Costa, la sera del 20 dicembre 1980, a Vicenza, in via Venezia, qualcuno si avvicina ad Alice Maria Barretta, 52 anni, che di lavoro fa la prostituta. La donna è girata, rivolta verso la strada. Viene colpita alla schiena da un colpo d'ascia. Cade a terra, viene colpita ancora, più volte. Un automobilista che sta passando in quel momento vede un uomo giovane che impugna qualcosa con 2 mani e colpisce la donna. L'aggressore scappa. I carabinieri trovano l'ascia insanguinata e 2 borse. Nella prima c'è un martello, nella seconda, poco più lontano, identica alla prima, ci sono solo fazzoletti di carta. Alice Maria Barretta muore il 4 gennaio 1981 all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La lettera di Ludwig arriva alla redazione del Gazzettino un mese dopo, a febbraio. Rivendichiamo l'esecuzione di Alice M. Beretta il 20/12/80 a Vicenza. Prove per l'autenticità della rivendicazione. Il martello ha il manico giallo ed è della marca Upex. Porta come marchio il numero 1500, Gott mit uns. È vero, il martello è marca Upex, ma il 1500 non è il marchio, è il peso. E poi il nome è sbagliato. Hanno scritto Beretta invece che Baretta. Per chi indaga, chiunque avrebbe potuto apprendere la marca del martello dai giornali. Passano 6 mesi. Domenica 24 maggio 1981, Verona. 2 diciottenni, Luca Martinotti, torinese, e Aurelio Angeli, di Lucca, studenti del collegio Filippin di Paderno del Grappa, sono arrivati il giorno prima in città. Vogliono passare il sabato sera a Verona per poi tornare, domenica pomeriggio, in collegio. Dovrebbero dormire a casa di un amico che però all'ultimo momento li avverte. Mi dispiace. I miei non sono più partiti, non se ne fa niente. Quel giorno a Verona i 2 hanno conosciuto un ragazzo un po' più grande, Fabrizio Ancora, ha 23 anni. Dice una soluzione ci sarebbe, a volte vado a dormire alla torretta di Lungadige San Giorgio. Non è il massimo, ma è sicuro e tranquillo. La torretta è una vecchia casamatta austriaca, vicina ai giardini di San Giorgio in Braida e a Lungadige San Giorgio. I giornali locali hanno più volte indicato quel luogo come rifugio di tossicodipendenti e sbandati. Luca Martinotti, Aurelio Angeli e Fabrizio Ancora arrivano alla torretta che è notte fonda. Si sdraiano su alcuni materassi, si addormentano. Alle 4:30 del mattino si svegliano. I materassi su cui si erano addormentati stanno bruciando. Qualcuno, mentre dormivano, li ha inzuppati di benzina, poi ha dato fuoco. Luca Martinotti, avvolto dal fuoco, si getta fuori da una finestrella. Il suo amico, Aurelio Angeli, riesce a uscire. A parte del giubbotto bruciato, è corso fino a una casa. Lì abita il parroco della zona, Don Sergio Marcazzan, che si affaccia alla finestra. Il ragazzo da sotto urla: «Aiuto, ci bruciano!» Il parroco alza lo sguardo e vede una persona che corre verso l'acqua dell'Adige. Sta completamente bruciando. Sembra uno di quegli spettacoli da stuntman, sembra un film. È Luca Martinotti. Non ce la fa a raggiungere il fiume, crolla a terra prima. Muore quasi subito, in ospedale. Aurelio Angeli è ustionato in maniera seria. Li portano all'ospedale Borgo Trento. È stato avvertito il primario del reparto grandi ustionati, Silvano Furlan. È il padre di Marco Furlan. Il terzo ragazzo, Fabrizio Ancora, ha solo lievi bruciature. Aurelio Angeli morirà qualche mese dopo,
in un incidente stradale. Quello che è successo a un testimone. Si chiama Vittorio Salierno. In zona lo chiamano il Centauro. È un tossicodipendente, ha qualche precedente per furto. Quella notte era anche lui alla torretta. Dice che, visto che i materassi erano occupati, si era sistemato in un angolo. Era sveglio quando ha visto entrare un ragazzo con una tanica in mano. Spargeva benzina sui materassi. Lui avrebbe chiesto: "Ma cosa stai facendo?" E quello gli avrebbe gettato addosso dei pezzi di legno già infuocati. A quel punto, racconta Salierno, sono scappato. I carabinieri trovano vicino alla torretta una tanica utilizzata per trasportare la benzina e alcune garze con all'interno cerini. Erano l'innesco. Il racconto di Salierno non convince. E poi, poche settimane prima, lo stesso Salierno aveva tentato di dare fuoco al materasso di un occupante della torretta perché voleva cacciarlo e prendergli il posto. Aveva usato solo un fiammifero, niente benzina. Salierno viene arrestato e interrogato più volte. Confessa. Poi vengono arrestate altre 2 persone, Pietro Quarti e Bruno Cenci Petrelli. Pochi mesi prima hanno dato fuoco a una pizzeria, per questo li sospettano. Il primo confessa, il secondo dice di essere innocente. Quindi ci sono 2 persone, Salierno e Quarti, che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, che hanno confessato. Anche il racconto di altri testimoni non aiuta a chiarire le cose. Salierno poi ritratta la sua confessione. Alla fine, tutti e 3 i sospettati, in tempi diversi, usciranno dall'inchiesta. La rivendicazione di Ludwig arriva questa volta 2 anni più tardi. Alla busta è allegato un dischetto metallico. C'è scritto nella lettera: "Questo dischetto è identico a quello applicato sulla più grande delle torce usate per il rogo alla torretta." Il fatto è però che nella torretta non è stato trovato nessun dischetto. Non si saprà mai se quell'incendio e quindi l'omicidio di Luca Martinotti sia stata davvero opera di Ludwig o se Ludwig l'abbia solo rivendicato, come se volesse affermare che nulla potesse avvenire in quel periodo e in quella zona, senza che fossero loro a volerlo. Passa poco più di un anno dal rogo della torretta. 20 luglio 1982, Vicenza. 2 frati, Giovan Battista Pigato e Mario Lovato, sono usciti dal santuario del Monte Berico per la consueta passeggiata serale. Hanno 70 e 69 anni. Appartengono all'ordine dei Servi di Maria, i cosiddetti Serviti, un antico ordine di origine fiorentina che custodisce il santuario fin dal 1435. Con loro di solito c'è un terzo frate, Giovanni Battista De Preto, che però quella sera ha preferito non uscire. Pigato e Lovato camminano lentamente, costeggiano la casa di preghiera San Giuseppe e proseguono fino alla frazione di Gogna, sul fiume Retrone. Li aggrediscono alle spalle, con i martelli. Li colpiscono con forza sulla testa. Scappando, gli aggressori gettano al lato della strada i martelli insanguinati e un'accetta, non utilizzata. Sono 2 fidanzati che stanno percorrendo quella strada a trovare poco dopo i 2 frati. Mario Lovato è già morto. Giovan Battista Pigato muore qualche ora dopo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Per entrambi la causa della morte è stata arresto cardiocircolatorio conseguente al trauma provocato da corpo contundente. Tutti e 2 i frati hanno riportato lo sfondamento cranico. Ci sono dei testimoni. Una donna dice di aver visto quella sera vicino al santuario 3 ragazzi. Ecco il suo racconto alla trasmissione Telefono Giallo. Era di martedì, un martedì di luglio, era il tardo pomeriggio, verso le 7 di sera, e con mio marito e la mia bambina siamo saliti alla chiesa di Monteberico e ci siamo fermati una decina di minuti in chiesa. Qui sono rimasta sola perché la bambina faceva dei capricci e mio marito l'ha portata fuori
e quando sono uscita a cercarli sono uscita dal lato proprio dove c'erano questi 3 ragazzi che io ho notato, i quali erano appoggiati al parapetto che c'è lungo la strada, avevano delle borse di plastica marroni con delle scritte e erano appoggiati a questo parapetto, scherzavano fra di loro, uno era seduto e guardava la chiesa, diciamo, e niente, mi sono fermata perché mi hanno un po' colpito il loro modo di vestire, il loro modo di fare. Lo conferma anche un uomo che ha visto i 3 ragazzi dalla finestra. Un altro testimone dice che invece erano 2. Le armi però erano 3, 2 martelli che vennero usati e un'accetta non utilizzata. E i frati che di solito andavano a passeggio erano 3. Non lascia dubbi invece questa volta la rivendicazione. Arriva il 23 luglio alla sede milanese dell'agenzia ANSA. Dice: Ludwig, dopo il rogo di San Giorgio a Verona, ha colpito di nuovo a Vicenza, sul Monte Berico. Siamo gli ultimi eredi del nazismo. Il fine della nostra vita è la morte di coloro che tradiscono il vero Dio. Gli autoadesivi che alleghiamo combaciano esattamente con quelli applicati sui manici degli strumenti usati. Gott mit uns. È vero, gli adesivi combaciano. E questa volta è certo che di quegli adesivi sui manici dei martelli e dell'accetta i giornalisti non sono stati informati. La rivendicazione è attendibile. A uccidere i 2 frati sul Monte Berico sono stati coloro che si firmano Ludwig. Stanno per uccidere ancora, in Veneto, a Milano e in Germania, con martelli e con la benzina. Un giorno, Gerhard e Johanna Abel, interrogati dal pubblico ministero che indagava sui delitti di Ludwig, dissero: sì, per noi il nostro figlio Wolfgang può benissimo essere l'autore di quei reati. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sui delitti di Ludwig. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Dal 9 maggio troverete in libreria il mio nuovo libro. Racconta la storia di una serie di personaggi, di come sono arrivati a commettere crimini efferati e di cosa è successo loro dopo aver commesso quei crimini. Si chiama Il volto del male ed è edito da Mondadori nella collana Strade Blu.